L'Akragas fa il bis di vittorie una dietro l'altra. Dopo quella conquistata 2 settimane fa a Taranto, per il gigante arrivano altri 3 punti preziosi in chiave salvezza. Una prestazione perfetta, impeccabile, quella sciorinata dall'11 bianco-azzurro davanti al pubblico amico. A farne le spese il quotato Matera, che si è dovuto arrendere alla determinazione, all'aggressività degli uomini di Napoli. Protagonista ancora lui, Cocuzza, l'ex Messina, dagli 11 metri ha trasformato un penalty concesso dal direttore di gara, che non ha avuto esitazioni nell'indicare il dischetto quando all'11° minuto della ripresa il portiere ospita a terra in aria proprio l'attaccante biancoazzurro. Cocuzza, freddo e lucido, ha spiazzato l'esterno difensore del Matera. Akragas avanti, Akragas caparbia e brava a governare, seppur con qualche brivido, il vantaggio grazie anche al sostegno dello stadio Essaneto. E al triplice fischio di chiusura è festa biancoazzurra. I tifosi ringraziano e la classifica pure. 6 punti in 2 partite, un'impresa che galvanizza l'ambiente e dà fiducia per lo sprint finale. Sono contento e orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo fatto una prestazione contro, secondo me, una grandissima squadra, allenata da un grandissimo allenatore, una squadra che fino a poco tempo fa la davano tutti per vincente di questo campionato. E oggi i ragazzi si sono confermati e si sono superati perché abbiamo fatto una buonissima prestazione. Sono contento, ma non mi basta perché dobbiamo mantenere questo tipo di concentrazione, questo tipo di umiltà e goderci, loro si devono godere questo momento di oggi e di domani, ma da martedì dobbiamo pensare alla prossima partita. Qual è la chiave di lettura di questa partita? L'Akragas, soprattutto in difesa, non ha avuto paura addirittura di giocare a uomo con i propri 3 difensori sui 3 attaccanti pericolosissimi del Matera, e poi dico a centrocampo piuttosto che sugli esterni ha avuto quasi sempre la prima palla. La consapevolezza, lavoriamo da luglio e i ragazzi stanno crescendo e non hanno paura di giocare l'uno contro uno. Oggi avevano di fronte dei giocatori importantissimi, Negro, Strambelli, Lanninini, e sono contento perché ho visto un reparto difensivo molto coraggioso, molto umile, concreto, e sono contentissimo. Poi noi abbiamo preparato la partita che si giocavano a 2 in mezzo al campo, eravamo in superiorità in mezzo al campo, e con Longo e con Palmiero abbiamo cercato di giocare alle spalle di Salandria e di De Rose, quindi abbiamo fatto delle buone ripartenze. Siamo stati ancora una volta, abbiamo sbagliato qualche ripartenza, qualche giocata sbagliata, però dobbiamo lavorare su questo entusiasmo, ma dobbiamo andare a migliorare ancora, perché per ottenere la salvezza, quella che noi ci auspichiamo, dobbiamo lavorare ancora molto. Cocuzza ha realizzato il rigore, quindi il gol del vantaggio, e ha dedicato il gol alla propria bambina, a propria moglie. Lei a chi la dedica questa vittoria? Ma alla città, io dedico la vittoria alla città di Agrigento, perché ai nostri tifosi che ci sostengono, e a Giavarini, alla Dessi, a Tirri, che siamo partiti insieme in questo gruppo, in questo gruppo di lavoro, insieme a Toto Catania, perché tutti uniti si possono ottenere dei risultati. E poi io lavoro, ma dietro di me, se riesco a dare tranquillità alla squadra, è perché ho un grande staff, sia medico che il dottor Taverna sempre presente, Biagio Negrelli. Sono tutte persone che si sono calate nell'umiltà. Abbiamo creato, secondo me stiamo creando una grande intesa tra di noi, e quindi i risultati prima o poi dovevano arrivare. Speriamo di continuare.